La parola di oggi è cauterio. Ancora una volta una parola che ha a che fare con le pestilenze, ha a che fare col contagio. In dialetto il cauterio si dice anche di una persona particolarmente sgradevole, particolarmente brutta. Però in origine il termine, che deriva dal greco, aveva a che fare proprio con la medicina. Si riconosce la parentela con l'italiano cauterizzare o caustico. Il cauterion nella medicina antica non era altro che un lungo ferro, un lungo bastone appuntito di metallo che si arroventava e si usava per cauterizzare le ferite oppure in tempo di peste per bruciare i bubboni. Purtroppo questi rimedi erano molto dolorosi per il malato che già soffriva di suo perché aveva la peste e poco utili. La medicina antica ha capito poco della peste, non sapeva che la peste bubbonica viene trasmessa dalle pulci dei ratti e quindi ricorreva a teorie abbastanza fumose e anche a rimedi che oggi ci farebbero inorridire. Nella peste del 1630 in particolare si ricorda un medico del nord Europa, un medico fiammingo, che propose al Consiglio dei Dieci e sperimentò una cura a base di urina che l'ammalato doveva bere, la propria urina al mattino, e a base di impiastri di unguenti ricavati dalle proprie feci. Quindi non esattamente una medicina all'avanguardia. Che ribaltamento di stomaco!